Quella di domani sarà una partita decisiva, l'ultima della fase a gironi. Per andare in finale della UEFA Regions Cup alla selezione italiana del Veneto, prima in classifica del suo girone a punteggio pieno, basterà un pareggio contro la rappresentativa ungherese, che invece è al secondo posto, staccata di 2 lunghezze dagli uomini di mister Toniuto. La partita si giocherà allo stadio di Monteortone ad Abano Terme. Il campionato europeo per calciatori dilettanti è giunto quindi nel vivo di questa edizione padovana. Il Veneto vuole vincere la Coppa e bissare il successo che manca dal 1999. Partita bene dopo aver battuto l'Irlanda del Nord 4-1, la rappresentativa italiana, pur con qualche difficoltà per il caldo intenso, ha conquistato i 3 punti anche contro l'Azerbaigian. Gli uomini di mister Toniuto giocano un calcio frizzante fatto di passaggi di prima e buona tecnica. Nelle file del Veneto c'è il capocannoniere Ballarini che milita nel Vigasio, a segno 3 volte in questa edizione della Coppa. Partecipare in modo convinto a questa fase finale quindi rappresentando l'Italia ci riempie di orgoglio riuscire a ben figurare. Ecco, questo è quello che ci auspichiamo. Tutti fanno grande difficoltà a capire quello che sarà la squadra che si va ad affrontare. Per quanto riguarda la nostra invece la conosciamo benissimo, come dicevo prima abbiamo propensioni offensive come qualità dei ragazzi e solitamente è una squadra che cerca di giocare la palla a terra, giocare sicuramente e costruire gioco. Serve la massima concentrazione per portare a casa il risultato. Gli ungheresi sono avversari difficili da affrontare, forti fisicamente, giocano un buon calcio. L'Italia dovrà ancora una volta dare il massimo per raggiungere la meta della vittoria finale. E c'è voglia di far bene, questa è la sensazione che ci dà questo gruppo.